Buongiorno e bentrovati con A Voi la linea. Fari puntati su giovani e ragazzi per incrementare la vaccinazione nonostante siano categorie poco a rischio. Ma come spiega l'infettivologo Massimo Crapis, sono una platea fondamentale per raggiungere l'immunità di gregge, viste le ritrosie di molti adulti al vaccino. Il medico parla anche della variante Delta e delle sospensioni ai colleghi non vaccinati. La grande differenza rispetto alle varianti precedenti è la sua maggior contagiosità. Per fortuna non da un punto di vista di carico di malattia, nel senso che diciamo alla stessa probabilità del Covid, diciamo del SARS-CoV-2 che abbiamo conosciuto in questi mesi, ma la capacità di diffusione è maggiore. Per farci capire, l'RT, diciamo wild type del SARS-CoV-2 era di 2,5, la variante inglese cosiddetta o alfa era di 4, l'RT della Delta invece di 8. Quindi diciamo che purtroppo questo rende ragione del fatto che sia molto più diffusiva. Al momento stiamo assistendo ad un incremento dei numeri, diciamo, sia a livello internazionale che anche a livello italiano. Per il momento un po' meno, ma mi aspetto, sì, come si diceva, che anche a livello italiano cresceranno ulteriormente i numeri, che non stiamo per il momento pagando da un punto di vista sanitario, di sovraccarico sanitario. Questo perché in realtà la maggior diffusibilità in questo momento la stanno soprattutto pagando i giovani, tra virgolette. Dai dati di 2 giorni fa dell'Istituto Superiore di Sanità, l'età media è di 29 anni, quindi è assolutamente un'età molto bassa e quindi ci aspettiamo ragionevolmente che le complicanze, le malattie complicate siano veramente molto basse. È molto probabile che l'incremento dei contagi tra una popolazione molto giovane sia legata alla movida, sia legata alla socialità importante che purtroppo, o meglio, per fortuna, in realtà, soprattutto loro che hanno a quell'età, io non ce l'ho più, a livello estivo è fatale che sia così. E ricordiamoci che anche l'anno scorso, tutto sommato, l'estate era stata caratterizzata da un incremento di contagi con un'età media molto bassa, in realtà un pochino più alta di quella diciamo di quest'anno, a parità di periodo, però tendenzialmente questo è. Tra l'altro consideriamo anche che i festeggiamenti per gli europei, in Italia i festeggiamenti, diciamo, ma comunque poi un po' gli assembramenti che ci sono stati per gli europei, anche in Europa, non solo in Italia, un po' li stiamo pagando, quindi una delle conseguenze, diciamo così, sono queste. Adesso, insomma, si parla anche di un Green Pass possibile in caso di focolai negli istituti scolastici, quindi si prevede una vaccinazione anche per i bambini. Se tutti gli adulti, diciamo, sopra i 20 anni si vaccinassero, non sarebbe assolutamente necessario vaccinare i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Perché? Perché le percentuali che abbiamo detto, se arriviamo all'80%, tra il 70 e l'80% di vaccinati, e sono tutti gli adulti, in realtà a quel punto avremmo l'immunità di comunità, a quel punto noi proteggeremo anche i ragazzi sotto i 18 anni. Questo è chiaro cioè deve essere chiaro da dire da un punto di vista epidemiologico. E lo dico perché ci ragioni chi non si vaccina, diciamo, cioè chi adulto non si vaccina. Detto questo, dall'altra parte, se invece non riusciamo a raggiungere queste percentuali con diciamo, le persone al di sopra dei 20 anni, e allora è ovvio che purtroppo, ripeto, è una questione prettamente numerica. Per riuscire a raggiungere l'immunità di comunità dobbiamo coinvolgere più persone possibili e quindi anche quelle al di sotto dei 18 anni. E sempre in tema Covid sono ore decisive queste per la definizione delle regole per l'uso del Green Pass, con un costante colloquio tra governo e regioni. Il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rinnova l'invito di usare il Green Pass per aprire le attività e non per chiuderle. Si tratta con il governo, sono ore decisive, l'obiettivo è insomma ripartire privilegiando chi ha scelto il Green Pass, chi ha scelto la doppia vaccinazione. Noi abbiamo proposto come Conferenza delle Regioni di utilizzare il Green Pass per aprire e non per chiudere.
vuol dire che quello che è chiuso e che non si potrebbe aprire, chi ha il Green Pass invece può andarci. Così io lo vedo anche in prospettiva, se mai una regione dovesse diventare arancione e avesse la ristorazione chiusa e possibile solo per asporto, chi ha il Green Pass può accedervi e quindi utilizzare normalmente la ristorazione. Non dobbiamo utilizzare il Green Pass come per chiudere, non è una discriminazione verso chi non ha il Green Pass, deve essere un vantaggio per chi ce l'ha, perché quello che non sarebbe permesso in realtà lo si può fare perché si è più protetti, e quindi io lavorerei da questo punto di vista. Dopodiché raggiungeremo ovviamente una mediazione col governo rispetto alle diverse sensibilità in gioco, quelle del governo e quelle delle regioni, ma questa è la proposta avanzata dalla conferenza. Ieri Riccardi, vicepresidente, ha detto appunto che i contagi sono sui 29enni, la fascia d'età è calata, insomma la mediana dei contagi è sui 29enni. Questo weekend il capogruppo di Fratelli d'Italia ha detto per gli under 40 il vaccino non serve, e oggi l'ha detto anche Matteo Salvini. C'è un po' di, come dire, confusione, cioè servirebbe un messaggio univoco da parte di tutti? Io lo continuo a ribadire, è importante che tutte le persone sopra i 12 anni partecipino alla campagna vaccinale. Non c'è dubbio che si fa anche per fasce di priorità, come abbiamo fatto per esempio per l'inizio della campagna vaccinale, dove aprivamo perché target. La cosa che devo dire mi preoccupa particolarmente oggi sono a livello nazionale i 2,5 milioni di over 60 non vaccinati e più di 5 milioni di euro di over 50 non vaccinati. Io dico quindi vacciniamoci tutti, perché proteggiamo noi stessi e proteggiamo tutta la nostra comunità. Oggi leggevo anche degli effetti del post-Covid, c'è il long Covid che ha effetti anche pesanti per il 10% delle persone che hanno avuto il Covid. Quindi non pensiamo di prendere sotto gamba, non c'è nessuno immune o qualcuno che tanto io non lo prenderò mai. È importante che tutti si vaccinino, e quindi faccio un appello a tutti di vaccinarsi, un appello ancor più accorato per gli over 50 che devono vaccinarsi, perché altrimenti si rischia molto anche della propria salute. Un appello a Salvini? Io parlo regolarmente con Salvini, non stiamo a fare appelli da qui. È quello che a me non piacciono le discussioni polemiche, lo dico sinceramente, perché in un momento di pandemia noi dobbiamo portarci dietro la popolazione, bisogna lavorare istituzioni e cittadini insieme. Per quello dico sempre, facciamo misure comprensibili e accompagniamo. Fare misure di imperio da una parte e dall'altra poco comprensibili rischiano di avere l'effetto opposto, cioè di non far partecipare i cittadini alla campagna vaccinale. Questo dico, noi dobbiamo accompagnare e cercare di convincere le persone con il buon senso a farsi vaccinare, perché, ribadisco, questo salva le vite, non mette a rischio i sistemi ospedalieri, e questo cosa vuol dire? Che non c'è rischio che altre patologie non trovino risposta, perché il dramma del Covid è stata la pressione ospedaliera, non soltanto per i malati di Covid, ma per chi aveva altre patologie che non hanno avuto le dovute risposte perché gli ospedali saturi per Covid. Quindi su questo dobbiamo tutti sentirci responsabili. È stato inaugurato ieri a Tavagnacco il primo campo di Baskin in Friuli. Alberto Andriola, presidente della società Zio Pino Baskin, che ha ideato e realizzato il progetto, ci racconta come è nato e cos'è il Baskin. Siamo a Tavagnacco per l'inaugurazione della Baskin Arena e con noi c'è il sindaco Moreno Lirutti. Quanta soddisfazione per un progetto, un'opera così importante? Tantissima, devo dire tantissima. E devo ringraziare veramente l'associazione Zio Pino Baskin, perché ci ha offerto questa opportunità. Quando è venuto da me Alberto Andriola per propormi la possibilità di realizzare un campo da basking, francamente io non sapevo neanche cos'era il basking. Quindi mi sono fatto spiegare che cos'era e ho detto subito: guarda, una soluzione, un campo lo troviamo. Abbiamo pensato a quest'area stupenda che è l'area verde di Tavagnacco, dove ci sono i festeggiamenti della festa degli asparagi affidata alla Proloco di Tavagnacco, e oggi abbiamo questa meraviglia, questo campo che è meraviglioso, ma al di là della realizzazione del campo, dei colori, della bellezza eccetera, ovviamente è l'iniziativa che ci sta dietro, mettere insieme ragazzi normodotati e ragazzi disabili che giocano insieme, che imparano a vivere insieme con gradi di difficoltà diversi, come la vita, perché ognuno di noi la vita si presenta con gradi di difficoltà diversi, e riuscire a capirsi, ad accettarsi, a sopportare i tempi degli uni e degli altri è la meraviglia e la qualità della vita, penso. Alberto Andriola, presidente della Zio Pino Baskin Udine, intanto ci spiega cos'è il Baskin.
Il basking, lo dice il nome stesso, è basket inclusivo, il che vuol dire che attraverso il cambiamento delle regole, attraverso il cambiamento anche del contesto, cioè del campo di gioco, come potete vedere alle mie spalle, che sono stati aggiunti dei canestri laterali, si riesce a far giocare contemporaneamente normodotati e diversamente abili, ognuno col suo regolamento all'interno di un processo di gioco che ha per tutti lo stesso scopo, che è ancora quello del basket, cioè quello di riuscire a fare canestro. E quindi questo si basa su un concetto di equità, che vuol dire di dare a tutti la stessa possibilità, e che è quella di far canestro, per cui ci sarà qualcuno, come si vedrà dopo, che tira nel canestro tradizionale, altri che tirano nel canestro laterale che ha due ferre ad altezze diverse, fino al cambio della palla per alcuni ruoli, per esempio il ruolo 1 così chiamato, che ha anche il diritto di cambiare la palla fino a tirare per esempio con una pallina da tennis, perché è quello che lui può usare, quindi ognuno diamo la possibilità di fare e di esprimere al massimo, di sentirsi bravo in un contesto inclusivo appunto, e di essere fortemente integrato all'interno del gruppo squadra. Qui abbiamo trovato un terreno fertile e molto collaborativo da parte dell'amministrazione comunale, in particolare del sindaco Lirutti e anche della Proloco, che ha veramente ci ha aperto le braccia e ci hanno accolti. Abbiamo avuto un po' di cose burocratiche da sistemare, ma insomma siamo riusciti a realizzare questa opera che io trovo onestamente, devo dirla, molto bella anche dal punto di vista artistico. Davide Micalic qui per l'inaugurazione di questa arena, perché me l'hai appena detto, fa parte del vostro anche progetto. Sì, assolutamente, è uno dei cardini del progetto basket che abbiamo fatto a Cividale insieme al presidentissimo Adriano Lucci, la famiglia Lucci Gesteco, Alberto Andriola. Siamo partiti insieme, quest'anno abbiamo avuto un po' di difficoltà ovviamente a causa delle restrizioni del Covid, però noi siamo sempre vicini a queste iniziative che sono iniziative straordinarie, quindi come squadra di basket, come società di basket siamo qui a salutare, a fare il nostro in bocca al lupo, a fare i complimenti per questo campetto che è una meraviglia e per confermare che siamo assolutamente vicini ai nostri cugini dei Baschin. Direi veramente un orgoglio questo. Certo, un orgoglio, bravissimo Alberto, tutto il suo staff. Per questo lavoro io vedo un campetto, quando vedo un campetto di basket mi si apre il cuore a me a prescindere, però questa è una cosa meravigliosa, quindi bravi, non potevamo mancare e ribadisco, speriamo di poter aprire le porte, di avere una vita un po' normale, perché insieme al Baschini abbiamo idea come basket Cividale di fare tantissime belle cose insieme e i giocatori sono a disposizione. Ieri sera, in occasione della puntata della trasmissione di Telefriuli Elettroshock dedicata all'aumento degli stipendi dei sindaci, alcuni primi cittadini, in particolare quello di Palmanova Martinez, hanno contestato la norma portata in quinta commissione dall'assessore Roberti. L'esponente della giunta Fedriga risponde punto per punto alle critiche avanzate. Assessore, contestata la riforma che avete presentato in Consiglio regionale, partiamo dalla vicenda sindaci, dagli emolumenti. C'è chi dice che alla fine vi siete limitati ad accogliere una proposta del CAL. Beh, mi ha fatto sorridere questa uscita del sindaco Martinez, che capisco si trovi in una situazione difficile a pochi mesi dalle elezioni nel proprio comune, non potendo essere ricandidato, magari deve trovare una ricollocazione o deve ricavarsi degli spazi che non ha più. Ma mi fa sorridere perché tutto il percorso è stato condiviso, lui dice recepito una proposta dei sindaci. Beh, direi di sì, insomma, penso che un assessore alle autonomie locali debba confrontarsi innanzitutto col territorio e con i sindaci. Questa è stata una richiesta, un percorso che abbiamo condiviso con il Consiglio delle autonomie locali e con l'ANCI. Abbiamo condiviso le tempistiche, le modalità di un percorso che è iniziato nel 2019, che ha visto una tappa intermedia necessaria lo scorso estate, quando abbiamo approvato una norma che modificava il testo di legge proprio per poterci presentare con la delibera definitiva che abbiamo presentato. Abbiamo condiviso tutto. Se per il sindaco Martinez è un problema il fatto che ci sia stata la condivisione, me ne dispiaccio veramente tanto, ma dall'altra parte ovviamente non possiamo generalizzare, se è vero come è vero che il Consiglio delle autonomie locali nel suo complesso ha approvato, senza il sindaco che quel giorno era assente, evidentemente aveva altri impegni, ha approvato all'unanimità quella delibera, ringraziando anzi la Regione per il lavoro e gli uffici per il lavoro che abbiamo fatto in questo periodo e finalmente rimarcando
dimostrando che c'è stato un riconoscimento sul lavoro che viene svolto quotidianamente dai sindaci, e devo pensare purtroppo non tutti i sindaci, qualche raro caso ovviamente ancora c'è. Sull'operazione di rimborso per gli oneri in più, anche questo c'è stato un confronto serrato con i sindaci per capire come fare. Anche questo l'abbiamo condiviso in sede di commissione del CAL che si è occupato appunto di questo tema, e in Consiglio delle Autonomie Locali stesso abbiamo condiviso le modalità, abbiamo condiviso la quantificazione, abbiamo condiviso tutto. Evidentemente appunto c'è chi deve criticare tanto per criticare. Purtroppo non è stato nemmeno l'unico caso, perché evidentemente c'è chi proprio non legge le norme e non conosce le norme e pensa di poter commentare per fare confusione nei cittadini o giustificare delle proprie mancanze. Ieri ho sentito addirittura il sindaco di un altro comune di Ruda, dire che con la riforma che abbiamo fatto, invece un'altra riforma sulle assunzioni, sul reclutamento del personale nei comuni del Friuli Venezia Giulia, non si tiene conto dei piccoli comuni che non hanno la possibilità di sostituire il personale, di fare affiancamento. In realtà è esattamente il contrario, ha citato degli aspetti che non esistono più proprio nell'ordinamento del Friuli Venezia Giulia, grazie a questa amministrazione che ha portato una competenza in più in capo, che è quella sul sistema integrato, che ci ha permesso di normare in autonomia rispetto a tutto il resto d'Italia, differentemente da come avveniva. Quindi proprio con la norma che abbiamo portato, porta un vantaggio ai comuni del Friuli Venezia Giulia, che possono tranquillamente superare le soglie, che non sono più rigide come erano fino a un anno prima, ma possono essere sforate per creare l'affiancamento e dare il massimo della flessibilità possibile ai nostri sindaci per poter operare nel modo migliore possibile. Purtroppo questo vuol dire anche che non ci sono più giustificazioni, quindi chi non sa fare il sindaco, come il comune di Ruda, il sindaco di Ruda, evidentemente deve trovare delle scuse per dire la regione è sempre cattiva, è quella che non ci dà le cose. Lo dico anche perché anche in quel caso quella delibera e quella legge sono state votate all'unanimità dal Consiglio regionale, dalla Commissione competente e dal Consiglio delle Autonomie Locali, quindi l'organismo che rappresenta i sindaci. C'è qualcuno che semplicemente vuole fare la pecora nera e tirarsi fuori, trovare qualche motivo per trovare delle giustificazioni, attaccare a prescindere l'amministrazione regionale. A voi la linea per oggi termina qui, subito dopo la pubblicità, appuntamento con Pronto chi parte. Buona giornata.